Assessore, con queste prove di carico continuano i progetti della messa in sicurezza sismica della città di Pieve di Soligo. Esattamente così, è una prova di carica fatta sul ponte di via Aldo Moro, necessaria per verificare il comportamento di travi ormai datate, risalgono al 1972-73, e verificare appunto come si comportano con le nuove sollecitazioni e con le nuove normative a cui sono soggette. È l'ultimo passaggio prima di dare il via definitivo al progetto esecutivo di messa in sicurezza dal punto di vista sismico del ponte. Allora, la prova di carico si inserisce in un contesto di verifiche più ampie che abbiamo fatto sul ponte. Okay? È stata fatta una verifica sismica e quindi stiamo per approntare un progetto di adeguamento sismico. Nell'ambito di questi interventi si va anche a verificare la stabilità e la capacità portante dell'impalcato. Ovviamente la cosa più semplice e immediata che si può fare è quella della prova di carico. La prova di carico ci dà la risposta della soletta dell'impalcato per effetto appunto dei carichi che noi ci mettiamo sopra. La norma prevede una serie di tipologie di carichi che in questo caso stiamo applicando con dei veicoli. In sostanza si tratta di andare a misurare la deformazione dell'impalcato per effetto di questi carichi. Ovviamente è una prova che si basa su varie ipotesi, no? E quindi va a controllare la deformata, abbiamo detto. Deformata che noi abbiamo già valutato, con delle ipotesi, con delle simulazioni. La deformata di carico di solito va abbastanza parallela rispetto alle verifiche teoriche che si fanno. Quindi in questo caso noi avevamo delle attese per i primi mezzi e anche via via per gli ultimi, cioè il quarto mezzo che noi abbiamo previsto di posizionare sopra il ponte. Il confronto fra la deformata reale della prova di carico e la deformata teorica con l'andamento poi della retta che congiunge i punti di deformata con delle ipotesi teoriche, ci dice se il ponte risponde e in che modo risponde alle sollecitazioni.